Il tema della violenza giovanile è un tema che vediamo crescere in questi anni. La diffusione, ad esempio, del porto di armi bianche è un fenomeno che si è già visto anche in altri paesi europei, ad esempio in Inghilterra alcuni anni fa. Ha iniziato a diffondersi tra i giovani e i giovanissimi e inizia a diffondersi come modalità anche in altri paesi europei. Questo ovviamente comporta un aumento dei rischi legati a quelli che sono i normali conflitti o le normali situazioni di conflittualità, normali nel senso che sono statisticamente frequenti tra i giovani e i giovanissimi. Chiaramente il porto d'arma bianca rende tutto molto più complesso. La presenza di armi bianche nelle risse giovanili è un fenomeno che è già stato osservato in altre parti del mondo. Fenomeni come questo rendono ancora più pericolose dinamiche conflittuali, portando a vicende drammatiche come quella di Castelfranco, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 20 anni e un 22enne è in fin di vita. L'introduzione in centri di aggregazione giovanile come le scuole o le società sportive della figura dello psicologo aiuterebbe a far emergere il disagio. Abbiamo bisogno sicuramente di attenzionare questo tema. Il disagio adolescenziale è in crescita significativa dal dopo Covid, questo si esprime anche con comportamenti e agiti aggressivi, quindi comportamenti aggressivi che vanno a creare tutta questa serie di situazioni. Abbiamo bisogno di presidiare nelle scuole e nelle agenzie educative e sportive che impattano sugli adolescenti pratiche di educazione al controllo emotivo e di educazione emotiva che al momento in Italia mancano. Siamo l'unico paese europeo che ad esempio non ha un servizio di psicologia scolastica strutturato e questo sarebbe un primo presidio fondamentale per ridurre anche questi tipi di rischi.